Ciao a tutti carissimi, oggi io e Davide Ciao. siamo qui al campo sportivo di Cesuna, diciamo nella zona sud delle abitato di Cesuna, quello che inizia a inerpicarsi su verso le montagne qui davanti a noi. E la meta di oggi è niente po' di meno che il Monte Lemerle, è teatro famosissimo di eventi bellici durante la Prima Guerra Mondiale. E su consiglio di una persona che ho conosciuto da poco, siamo appunto venuti qui perché ha detto che lasciando il drone volare sopra la zona lì dell'Emal si vede, soprattutto con la neve, tutte le buche delle cannonate di quegli anni. Quindi adesso ci aspettano 200 metri di dislivello e niente, state con noi e vediamo cosa ci aspetterà. Ecco qui adesso ci siamo ricongiunti su una carrabile, diciamo. Comunque oggi non mi sentirete parlare in tono molto ironico, diciamo, comunque spensierato come al solito, proprio per rispetto per questa zona storica, tragica, e quindi mi sembra giusto tenere anche un comportamento adeguato proprio al contesto in cui ci troviamo. Davide diceva che qui si potrebbe fare anche un anello e noi adesso siamo qui, potrebbe fare in senso antiorario oppure in senso orario. Noi siamo partiti da qua. Da qua si da campo sportivo, chiamato anche il fronte di Vaia. Ecco, vedete Monte Lemerle, 20 minuti, anche con le antiche indicazioni in legno. Come vedete da qui tra gli alberi, adesso non si vede tanto bene, però si riesce a scorgere comunque l'abitato di Cesuna che è proprio qui ai nostri piedi. Adesso da qui dove eravamo prima siamo spostati qua su, vedete quanto vicini siamo al Monte Lemerle. E quando appunto guardate questo video vi consiglio cliccate pausa in modo da poter leggere con calma, perché ovviamente non posso tenere per tanto tempo l'inquadratura ferma. Cliccate pausa, leggete e dopo prendete il video normalmente. Eccoci qua, arrivati al Monte Lemerle. Vedete qui un cipo commemorativo che adesso andrò a vedere più da vicino. Vedete la croce dell'Emerle, una bandiera tricolore. E questo bel monumento
con un leone. Ecco, insomma, avete visto un po' il volo del drone qui sopra le zone. Purtroppo non sono riuscito a fare tante riprese perché la batteria non era al 100%, era un po' scarica, però comunque le riprese per quello che abbiamo visto. Oddio, dall'alto merita sempre una panoramica su questi luoghi dell'altopiano. E dopo abbiamo visto anche Cesuna dall'alto, la zona qui con i monumenti, la zona disboscata purtroppo dall'alto. E adesso da questa atmosfera stupenda in vetta col sole che sta scendendo dietro i boschi, noi intanto vi salutiamo, adesso proseguiamo per la parte restante dell'anello e dopo ci vedremo brevemente alla macchina. Ecco appunto, vedete l'indicazione il fronte di Vaia, quindi noi proseguiamo fino a portare a termine l'anello. Guardate qui ragazzi che cassa di buche, diciamo così. Infatti correttamente hanno messo le protezioni. Che bella questa scultura.
Guardate che bella atmosfera in golden hour, siamo appena appena di sotto del livello del sole che è appena tramontato dietro il monte qua davanti. Ecco, sta ricomparendo, adesso siamo un po' in salita. Ecco, vedete, siamo tornati qui in vetta al monte Lemmerle. Per la poca luce ancora a disposizione abbiamo accorciato un po' il giro e adesso da qui scenderemo comunque in breve via verso la macchina. Vedete che bella atmosfera qui al tramonto con l'altopiano orientale ancora illuminato dal sole. Ecco qui, come vedete, alle ultimissime luci del giorno siamo arrivati all'auto. Allora sono le 16:56 e con 12.000 passi, che però togliendo un po' di passi fatti prima a casa sono circa 10.000. Siamo arrivati qui appunto a destinazione. Purtroppo non siamo riusciti a fare No, tutto il percorso purtroppo per no. intero. Vabbè, comunque per quello che abbiamo visto è stata una gran bella camminata. E speriamo sia piaciuto anche a voi, anche le immagini col drone dall'alto. E con questo vi salutiamo e Alla prossima. alla prossima dronata, alla prossima escursione.